in onda Potere al Popolo. L'immigrazione è il cancro per la società che la subisce e in Italia siamo alla metastasi. L'ultimo WhatsApp di Emilio da Milano ci mette un'allegria che ma d'altronde siamo veramente a questo punto. Il buongiorno da Sammy Varin, buongiorno Potere al Popolo, secondo round della nostra mattinata insieme, ma ci sarà anche la terza ripresa, da mezzogiorno a mezzogiorno e mezza, oggi c'è anche È tutto magna magna, il buon mattino da Sammy Varini in Potere al Popolo. Tanti argomenti, ma quello dell'immigrazione clandestina in primissimo piano. Alle 11.30 avremo il capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta, che per la prima volta non ci parlerà di immigrazione, ma ci parlerà di remigrazione. Li rimandiamo a casa loro se si macchiano di gravi reati? Punto di domanda. Una delle domande, certo, che vi ho posto questa mattina in rassegna stampa al 340-6709-659. Mi avete sommerso di risposte tramite WhatsApp 340-6709-659 e ho chiaramente un gigantesco debito con voi, ovvero li devo leggere. E allora restate lì, signore e signori, tra pochissimo leggiamo le vostre risposte, ma parallelamente apriamo anche le linee, come di consueto, allo 02 9294 7222. Chi vuole parlare con Sammy Varin lo può fare, di qualunque argomento potete parlare senza filtri né censura. Ma prima un pezzo un po' lussurioso, un po' sexy, un po' d'amore. Uno dei primi pezzi scritti da questo gruppo che si chiama Used to be Apes.
Sai che è interessante? A quest'ora facciamo qualche esperimento musicale. Loro si chiamano Used to be Apes, Used Tobe Apes. Il pezzo Sheer and Velvet. Sì, richiama un po' l'amore, un po' il sesso. È uno dei primi pezzi scritti da questo gruppo che racchiude tutto il loro sound. Il 3 febbraio saranno da noi Used to be Apes alle 11:13 minuti primi qui su Radio Libertà. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E certamente la seguiamo la Lega, ma soprattutto seguiamo, anzi inseguiamo chi vorrebbe seguire Zaia per farlo fuori politicamente. Avete ben capito che vi parlo della Regione Veneto, signori. Già, su tutti i giornali quest'oggi se ne parla e si parla chiaramente del tentativo di qualcuno di togliere dalle scatole Luca Zaia, così due piccioni con una fava. Se togli Zaia di mezzo, politicamente of course, non si parla più neanche di autonomia. Attenzione signori, attenzione a chi vi vogliono rifilare, ok? E questi sono i lampi che Sammy Varin vuole lanciarvi, poi ognuno la pensa in modo differente. Intanto però diamo una sbirciata, certo, alle ultimissime notizie. Benzina e diesel in rialzo, sono ai massimi d'agosto e chiaramente i consumatori dicono intervenga il garante. Garante! Un tempo c'era Mister Prezzi, c'è ancora Mister Prezzi? Facciamo qualcosa? Ma la buona notizia è sicuramente quella della tregua a Gaza. Secondo il Wall Street Journal, Sinwar ha approvato l'accordo in linea di principio e la notizia è più che bella, bellissima. Il compleanno di Giorgia Meloni oggi è ad Abu Dhabi e Rama gli regala che cos'è sta cosa che gli ha regalato? Un fazzoletto, un foulard. Sammy Varin si è inginocchiato per fargli gli auguri. È bellissimo. Chiara che è tutta invidia quella di Sammy Varin, perché la Meloni è davvero brava sul fronte dei rapporti internazionali. Forse perché parla davvero bene l'inglese e quindi oltre che parlare ha imparato anche ad ascoltare, senza di mezzo traduttori che poi non capisci quello che veramente ti vuol dire il tipo. 11:15 0292947222. Io apro anche le linee, chi vuole parlare con me lo può fare adesso più che volentieri, ma ho qui un sfracello di messaggi da leggervi e tra poco ve li rifilo. Intanto una telefonata. Pronto? Sì, buongiorno signor Sammy Lisetta. Ciao. Oggi devo dire 3 cose, signor Sammy. Allora, la prima su Zaia, rispondo alla sua domanda. In questo caso, per le nuove elezioni del Veneto, della regione, di correre da solo, visto gli alleati che abbiamo, signor Sammy, e non aggiungo altro. Seconda cosa, lo sciopero selvaggio di ieri sera della metropolitana 2 a Milano, fatto senza nessun avviso dall'ATM e naturalmente lasciati i passeggeri a terra che hanno dovuto arrangiarsi alla belle meglio. Terza cosa, cominciano anche le poste italiane a non distribuire più la posta e a portarla quando le fatture sono scadute. A questo punto la sottoscritta Lisetta vorrebbe sapere tutta questa gente se si guadagna veramente lo stipendio assegnato o a prendersi lo stipendio statale senza fare niente. Io la saluto e una buona giornata. Grazie Elisetta che ci porti gli argomenti della vita quotidiana e questa è la cosa più bella che possiamo fare come radio che serve. Fatevi avanti ascoltatori chiamando 0292947222 su qualunque argomento noi vi ascoltiamo, così come ascoltiamo certamente anche i vostri messaggi che potete inviare in qualunque ora del giorno o della notte al 3406709 659. Avete notato che dopo la soluzione di Salvini la frequenza dei problemi nei trasporti è stranamente aumentata?
Sono convinta che le sinistre che speravano in una sua condanna e sono rimaste all'asciutto abbiano cambiato strategia e ora si servano delle loro maestranze lavoratrici ideologicizzate, istigandole ad agire dolosamente per intralciare in ogni modo il buon funzionamento dei trasporti. Alla mia età ho imparato a conoscerli e so bene fino a quanto la loro cattiveria può spingersi. Chiaro che il dubbio viene, ma poi siamo anche noi giornalisti, vorrei dire non noi, ma ci sono dentro anch'io, ma quelli professionisti che adesso ogni singolo ritardino, eccetera, tattarala in prima pagina. Sì, signori, su questo posso testimoniarvelo tranquillamente. Sammy, a prescindere dal colore politico, se una persona è valida e ha amministrato bene, non vedo il perché, a meno che ci siano interessi da sedi. Allora, ci dice Marco Grimoldi, neo segretario della Lega dell'Interland milanese, che ben conoscete, ci fornisce i gadget e le mutande in versione Radio Libertà. Le stiamo studiando, dove ce lo scriviamo Libertà, davanti o di dietro? Grazie per avermi ricordato di comprare Topolino per la prima volta dopo gli anni dell'infanzia. Assolutamente sì. Oggi andate in edicola, esistono ancora le edicole, e chiedete Topolino. Ok? Cos'è? Vi vergognate adesso? Ma guarda che Topolino si leggeva a 5 anni, si legge anche a 90, anzi, soprattutto a 90, perché adesso a 5 anni hanno in mano solo il telefonino. Perché Topolino? Si è rimbecillito completamente, Sammy Varin, perché si avvicina la giornata nazionale dei dialetti. Sì, e proprio quest'oggi esce Topolino nei vari dialetti italiani, o meglio in quelli che preferisce parlare lui, in milanese, in napoletano, in fiorentino e anche in catanese. Signori, non dico altro, mi fate sapere se lo state trovando sto Topolino, perché io come un deficiente dalle 7 di stamattina che lo dico, poi magari non è uscito. No, mi dite se effettivamente è uscito, perché io quando esco da qua vado a cercare Topolino, prima che me lo rifilino qua, sai che siamo tutti digitali, mi arriva nell'edicola digitale. Guarda, leggere i fumetti sul telefonino è una roba, però pare che sia il futuro. Cosa ti devo dire? Vabbè, compriamo Topolino? Siamo la prima radio che parla in tutte le lingue e tutti i dialetti. Se non lo pubblicizziamo noi, ragazzi miei, pistola di ordinanza. A chi? Ce l'ha con me. Gliela ordinano, ma se la tirano fuori vanno dentro loro. Ah, ok, si parla chiaramente dello scudo per le forze dell'ordine che la Lega sta portando avanti, ma salve, c'è il Quirinale che ci sta guardando. E là, buongiorno. E ancora, sto leggendo i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Litio. Ho sentito parlare di litio. Sì, abbiamo parlato in rassegna stampa, oggi ne parla solo Libero, di quell'auto che l'altro anno era esplosa, un'auto sperimentale con tutti i pannelli, eccetera. L'era sciupata e non scherziamo, c'erano stati anche dei morti. Ho sentito parlare di litio perché la colpa pare fosse di queste batterie al litio che si sono surriscaldate e voglio fare una piccola precisazione. Le batterie agli ioni di litio hanno il difetto di esplodere, non sono usate in ambito militare per nessuna applicazione. I polimeri di litio non hanno questo inconveniente, ma costano un po' di più. Grazie Max per la precisazione. Ma poi vai a vedere gli effetti del litio sull'organismo. I Nirvana hanno chiamato un album Lithium, indovina perché? Ma non lo so, ma che cosa mai potrebbe provocare, siamo tutti drogati con sto litio. Il corvetto ha imbrattato in lungo e in largo da scritte insulti a carabinieri e polizia. Le polemiche sono assurde e a vuoto. È solo un artificio per contrasto al governo. Sapete che penso che davvero si siano specializzati ad andare contro il governo su vari fronti, quindi anarchici, alleati con i Maranza, scioperi, non funziona il treno e subito il ritardino immediatamente in prima pagina. Adesso
E certo, chiaramente anche con Zaia, il Veneto, facciamo litigare la maggioranza, chissà mai che qualcuno esca dal governo, togliamo di mezzo l'autonomia, sai che c'è un puzzle che si sta componendo, non so se sono io scemo o se è davvero così. La verità è che Zaia in Veneto lo votano la maggior parte delle persone che hanno diritto al voto, che esse siano di destra, centro o sinistra. Un grande governatore, dice Berto da Treviso. È vero, Berto? Sono un po' meno d'accordo su quello che dice Tosi. Accidenti, quando dico Tosi mi viene sempre da grattarmi, non capisco. Scherzo, Tosi, c'ho ancora il tuo numero nel telefonino, ci siamo sentiti tante di quelle volte. Ex leghista, traditore, secondo qualcuno che esagera chiaramente. Non sono d'accordo con Tosi che dice comunque si vince, chiunque sia il candidato, soprattutto se si candida lui, Tosi, vinciamo in Veneto. Quando si dice così, di solito si perde. Quindi lasciatemi dire qualcosa, ho davanti un microfono, che fareste voi? Anzi, ditemi anche voi cosa ne pensate. 340 6709 659, whatsappatemi. Raffaella, ma il centrodestra non ha ancora capito che andare da soli vuol dire perdere? Ogni volta la solita manfrina. Ma senti, ti dico, se c'è uno Zaia che porta avanti la baracca, anche se non fosse lui il candidato, ma se dietro c'è lui, non lo so, io posso dirvi che mi accontenterei, ecco, se anche non fosse lui il candidato, perché è terzo mandato, e gnigniro, ma che dietro, che ne so, dietro, adesso giochiamo a fantapolitica. Allora, dietro un marcato, ok? Dietro un marcato c'è Zaia. Anzi, c'è Zaia che abbraccia Marcato, sai che un po' di coppie fluide ci vogliono, l'apertura di Zaia su tante cose è stata importante. Zaia che abbraccia Marcato, Marcato candidato. Vabbè, ok, l'ho sparata lì, è una cazzata, ma dico solo quelle. Ancora WhatsApp, le sto leggendo le vostre insinuazioni. Ciao Sammy. Questa è brutta. Ma gli insegnanti saranno in grado di insegnare il latino? Oggi sul giornale intervistano Valditara e la novità, orco, meno male che i miei figli si salvano se saranno promossi, sono in terza media, dall'anno prossimo potrebbe arrivare il latino alle medie, ed effettivamente mi dite cosa ne pensate? Sì, gli insegnanti delle medie ho qualche dubbio, che ci vorrà proprio quella apposita che venga in classe a parlare latino. A proposito, c'è anche su Instagram proprio qualche personaggio che scrive in latino, proprio per insegnare meglio ai ragazzi, in questo caso del liceo, il latino. Ma serve tantissimo il latino per imparare a parlare, per imparare l'italiano, per capire come funziona l'italiano grammaticalmente e per parlare anche le altre lingue. Ciao Sammy, ora l'argomento Veneto ci fa comodo, ma cerca nel palinsesto quanti politici veneti sono stati ospiti negli anni nella nostra radio. Quasi nessuno. Beh, carissimo, non è vero, la nostra radio negli anni, ragazzi, Radio Padania Libera, se non abbiamo parlato di Veneto, vero è che il Veneto è un po', adesso la dico grossa, uno stato a sé stante, proprio per questo che è sacro e non bisogna toccarlo. E l'idea che Fratelli d'Italia voglia entrare in Veneto, o Forza Italia, voglia entrare in Veneto dicendo tanto si vince lo stesso, eccetera, togliendo un personaggio come Luca Zaia, che potete dire quello che volete, ma nessuno ha il coraggio di dire Luca Zaia sta aspettando questo. Ditemi un attimo dove ho sbagliato, ditemi se non sono o non sono il migliore, lo dicono tutti gli italiani. Ne trovate uno migliore di Luca Zaia? La caratura dei personaggi politici di centrodestra di Forza Italia, oppure di Forza, di Fratelli d'Italia, Forza Fratelli d'Italia, secondo voi è appena simile a quella di Luca Zaia?
Chiusa parentesi. Fare musica non è una pratica sportiva, ma è cultura. Giovanni, sono d'accordissimo. Vi dicevo che è anche uno sfogo, è uno sport perché ci si sfoga, però è chiaro che è una grandissima espressione culturale. Sì, mi sto per fermare, prima però vediamo un po'. Puoi giurarci che le manacce rosse le provano tutte per boicottare Salvini e la Lega? Ci hanno lasciato la rottamaglia dei treni e come sempre della loro inettitudine incolpano gli altri. Ricordiamo il ponte di Genova. È vero, da sempre la sinistra ha avuto in mano le infrastrutture, è chiaro che era tutto fermo, bloccato. Non ce la facciamo, la burocrazia, questa roba, bisogna ancora aspettare. Ci voleva il pepe in culo di Matteo Salvini per farli lavorare questi. È chiaro che lavorano e lavori in corso, casini e i problemi ogni tanto saltano fuori. Volevate tutto fermo come prima? Lasciamo dormire il Quirinale, da sveglio e da piddino è la disgrazia d'Italia. Mi raccomando, io prendo le distanze da questi messaggi poco lusinghieri. Che Landini e compagni facessero solo gli affari loro e mai quelli dei lavoratori è da sempre. Confesso, dell'Unione Europea mi fido quanto del PD. Non amano il popolo italiano. Stimola Meloni, il latino sviluppa anche la logica, vedi quante belle meditazioni, bravi. Deve essere il popolo che decide chi votare nella propria regione, non la politica. Tosi, il cambio casacca, aborro chi tradisce, altro termine latino, ab orreo, aborres, aborrui, aborritum, facciamo questi sfoggi culturali, certo. Ancora, praticamente Zaia vuole eguagliare Putin? Scherza, la risposta è sì. Non vogliono Zaia, che è il più grande governatore della Lega, ma non solo della Lega, dico io, ragazzi, più grande governatore, punto. La pensano così gli italiani. Spero che non presentano Fontana che ha distrutto la sanità lombarda. Sì, forse qualcuno prima di lui l'ha distrutta, caro mio. Ancora WhatsApp, grazie Antonio. Sammy, il grave reato essere qui da clandestini, scrive Rick. A proposito, che fine ha fatto Lingua e Dialetti, grandissima Raffa? Il nostro Giovanni Poli purtroppo è impegnato, ora canta, suona in giro per l'Italia, complimentissimi, in dialetto, e purtroppo non ce la fa a essere presente per fare la sua trasmissione. Tantissimo dolore per questo. Tanto Zaia è al quarto mandato, può farsi anche il quinto, basta che poi non si capisce più messaggio. Ancora WhatsApp, ce n'è uno audio prima della pausa, dai, sul cursore sentiamo che dice. Ciao Sammy Pietro, ma Ciao. io in Bergamasco non c'è il Topolino? No. Se c'è il Catanese perché non c'è il Bergamasco. No. E un'altra cosa. Niente Bergamasco. Milanese capisce mia. Ciao Sammy. Ciao caro, ma io spero che tengano presente anche il bergamasco. Oggi Topolino in edicola parla milanese, parla fiorentino, parla napoletano e parla catanese. È chiaro che questa cosa, il catanese sì, e il bergamasco no. Facciamo una manifestazione, bergamaschi, dai, datevi da fare. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane,
6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis, a casa vostra parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Questa è roba buona, signori. È chiaro che se ascoltate le solite radio blasonate non sentirete mai questi pezzi. Un buon swing, ma soprattutto, signori, un gruppo che gira l'Italia facendo serate stupende. Che abbiate 20 anni, che ne abbiate 90, in questi casi è utile davvero alzare il culo e uscire di casa la sera. Come si chiamano? Si chiamano Fidanza come fidanzati, Fidanza Jazz Combo. Signorina, se permette l'accompagno, è una storica canzone di uno sconosciuto ormai purtroppo, Natalino 8. Cercatelo su YouTube, prima di tutto cercate l'originale, ma poi cercate anche questo gruppo che ha fatto un intero album con le canzoni di Natalino 8, ma ne ha fatto un album appena pubblicato adesso nuovo con emozioni bellissime, sempre con in mezzo lo swing, e girano, come vi dicevo, nei locali e signori, sono artisti indipendenti, non li troverete mai a Sanremo, non li troverete mai su Radio Monte Carlo, su Radio DJ o su questi radioloni, perché non pagano. Sono bravi, ma non pagano nel senso letterale del termine. Frin fron, soldini. È chiaro, da noi trovano spazio proprio gli artisti bravi che non hanno soldi per pubblicizzarsi, come i Fidanza Jazz Combo. E grazie naturalmente a tutti voi che mi contattate, voi artisti, e scrivendo semplicemente una mail a sammy.varin@radiolibertà.net o cercando Sammy Varin sui social. 11:36, ancora il buongiorno. Tra poco abbiamo il Focus Lombardia. Prima però naturalmente i complimenti dei nostri ascoltatori per questo gruppo. Grazie Paolo Collenghi, ci fa piacere che ti faccia piacere. Ecco, adesso
adesso scoppia la rivolta, ragazzi. Ho parlato del topolino in napoletano, in milanese, in fiorentino, in catanese, mo si incazza il resto d'Italia. Ci avete ragione, eh? Vogliamo il dialetto bresciano e veneziano, vogliamo il dialetto triestino e ticinese. Mamma mia, sto topolino lo fanno fritto, ragazzi miei. Oggi esce il topolino in dialetto per festeggiare anche le lingue e i dialetti, è una cosa bellissima, ragazzi. Un'idea della Lega sicuramente, sì, col cavolo. Semplicemente ogni tanto anche alla gente non celodurista, o chissà, magari Topolino è diventato della Lega, gli viene in mente che il nostro patrimonio culturale sono anche le lingue e i dialetti, visto che ci stiamo avvicinando alla giornata nazionale dei dialetti, mi pare il 17 di gennaio. La cosa più bella oggi è uscire di casa, fare conoscenza con l'edicolante. Oh, è bianco, è nero, è giallo, chi lo sa, parlerà italiano. Chiaramente se gli dici Topolino, lui ti guarderà, Topolino? Cosa è Topolino? E gli fate vedere, lo vedete di sicuro, esiste ancora. Il topolino esiste ancora. C'avevo il cesso tutto pieno di topolini, ragazzi. Ci passavo ore seduto sul water a leggere Topolino. È possibile che voi non lo fate più? È diventato purtroppo possibilissimo. Proprio così. Ancora, signori, certamente ancora WhatsApp, ancora meditazioni varie anche da internet, e io ringrazio chi me le segnala. Queste sono robe che poi fanno arrabbiare, cioè io se trasmetto questa cosa e poi è logico che vi arrabbiate, che faccio? Chiaramente la trasmetto sul cursore. Senti un po' cosa gira in rete, cosa mi girano gli ascoltatori di Radio Libertà. Ah, devo tirare sul cursore, hai ragione. Aspetta, tu tiri sul cursore, io schiaccio il bottone e ce la posso fare. Non c'entra il colore della pelle, il tessuto sociale o il resto, ma sono ragazzi giovani che molto probabilmente si sentono esclusi. I ragazzi che distruggono Milano e Bologna e che si sentono esclusi. O dei disegni di legge che li mettono solo in carcere se sbagliano. Loro forse ci stanno dicendo che hanno bisogno di essere un pochettino ascoltati. I ragazzi che hanno bisogno di essere un pochettino ascoltati, quelli del corvetto. Vabbè, state lì a guardare tutto. Diciamo, insomma, che ogni tanto un po' di verità esce fuori, sbirciando in quelle poche trasmissioni che ancora esistono, ad esempio su Rete 4. Questo è storico, signori, questo è storico. A proposito, chiaramente, di voi razzisti, ma in senso buono, abbiamo riso e scherzato per anni e anni. Era la sigla del collega Pierluigi Pellegrin, che faceva una rubrichetta proprio dedicata ai guai che procurano certi immigrati clandestini. Sentite questo audio storico davvero. Bella Italia, tutto gratis. Noi mangiamo, beviamo, pasta al forno, insalata, Coca-Cola. Tutto gratis Italia, bella Italia. Ma lavori? Ma quale lavoro? Chi ha perso il lavoro deve lavorare io. In pratica solo i fessi lavorano. Oh, Francesca. Beh, questo è diventato veramente storico come audio, proprio perché noi, quando ai tempi ci chiamavamo Radio Padania Libera, ci andavamo giù pesante, diciamo così. Adesso un po' meno, ma col cavolo. Tanto rispetto per chi lavora onestamente ed è ospite nel nostro paese, un po' meno per quelli che pensano che la legge islamica sia più importante della nostra Costituzione. Ad esempio, questi. La legge islamica o la legge dello Stato italiano? No, la islamica. La legge islamica più importante? Certo. Tuo figlio ti confessa di essere omosessuale. Allora, l'omosessuale è proibito per il musulmano, veramente. Dovesse succedere però
Qual è la pena per tuo figlio? Personalmente io dico: tu non c'è mio figlio, ti stampo un foglio che tu da oggi non ci sei mio figlio. Stai toccando proprio a mia religione, quindi qua io non posso rispettare il legge italiano. No. Che dice? No, è impossibile. È impossibile, non l'accetta. Se tua moglie ti chiede voglio andare in discoteca, Disco Pusent, no? Discoteca. può andare? To apne chi korben? Non può andare, lui non dà permesso proprio. Non dà permesso. Su questa cosa accetta solo la legge islamica. Tua moglie può andare in discoteca, può uscire. Va ora in onda Focus Lombardia. L'abbiamo preparata, è la grigliettina per il nostro ospite di Focus Lombardia. Il virgolettato dice così: per noi è più importante la legge islamica. E quante volte anche nelle telefonate in diretta in questa radio abbiamo sentito immigrati, e alla mia domanda: per te è più importante la Costituzione o la Sharia? Quelli rispondono subito: ma naturalmente la Sharia. Che facciamo di questi immigrati, soprattutto se si macchiano di gravi reati? Abbiamo in linea con noi il capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta. Ciao Alessandro. Eccomi, ciao Sammy e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Grazie per essere con noi. Alessandro Corbetta si è fatto notare nei primi giorni dell'anno, proprio parallelamente a fattacci pazzeschi che sono avvenuti ancora una volta in Piazza Duomo, il Taharrush Gamea, che nessuno osava pronunciare o che forse i giornalisti professionisti si erano dimenticati, avviene ogni anno. Come risposta a queste persone che si macchiano di gravi reati, tu hai pronunciato un termine per la prima volta, che poi è stato anche ripetuto proprio da un altro rappresentante della Lega in Parlamento, e questo termine è remigrazione. Davanti a un'immigrazione incontrollata, a persone che preferiscono la Sharia alla nostra Costituzione, ma che soprattutto la Sharia la applicano qui in Italia, c'è una risposta, si chiama remigrazione. Corbetta, spiegaci. Assolutamente sì, un termine di cui già in alcuni paesi in Europa se ne sta parlando da tempo. Mi viene in mente la Germania, l'Austria, con i nostri alleati storici dell'FPO. In Germania è stata AfD a introdurre questo concetto, ma in realtà anche il presidente Trump, il neoeletto presidente Trump, in alcuni suoi tweet ha parlato di remigrazione. Cos'è questo termine a cui io credo che dobbiamo iniziare ad abituarci? E ho notato con piacere che già alcuni, alcuni colleghi in Parlamento, ma ho visto anche i giovani della Lega in Lombardia e anche alcuni giornali di area, come può essere La Verità e Belpietro, hanno iniziato a introdurre questo termine. Che cos'è questo termine? È sostanzialmente il prendere atto che l'immigrazione incontrollata degli ultimi anni, portata avanti soprattutto da politiche scellerate della sinistra e da un'Unione Europea che non ha mai saputo né voluto fermare questa invasione che c'è stata in Italia e in Europa negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ha portato nel nostro territorio, nelle nostre città, in Italia, in Lombardia, in Europa, delle situazioni assolutamente intollerabili, ovvero delle nazioni nelle nazioni, delle società che crescono, non si integrano e molto spesso sono anche difficilmente integrabili, ma proprio perché loro non vogliono integrarsi. Noi hai parlato giustamente di quello che è successo a Capodanno a Milano, non è neanche la prima volta di questa pratica collettiva islamica in cui di fatto si molestano le donne e si trattano come se fossero proprio merce, no? Da toccare, da molestare, da palpeggiare. E poi abbiamo visto sempre a Milano questi ragazzotti nordafricani che hanno insultato il nostro paese, le forze dell'ordine, poi hanno fatto risse
Insomma, una situazione che è intollerabile, e il concetto di remigrazione è molto semplice: non ti sta bene questo paese, non vuoi integrarti, la nostra cultura ti fa schifo, la nostra società ti fa schifo, puoi fare una cosa bellissima, che è ritornartene a casa tua. E se tu non lo fai, noi dobbiamo mettere in atto un piano di rimpatrio per chiaramente i clandestini, per quegli immigrati che delinquono, e anche ragionare su come rimpatriare e come togliere la cittadinanza a quegli immigrati che decidono deliberatamente di non volersi integrare, assimilare o rispettare il paese e la cultura e il popolo che li ospita. E quindi non si parla di deportazione, perché qualcuno già dalla sinistra parla di deportazione, evoca diciamo quelle ideologie morte nel Novecento, no? Come il fascismo. No, è semplicemente riportare al loro paese di origine le persone che si sentono parte del loro paese di origine e che non vogliono invece essere parte dell'Italia, della Lombardia e dell'Europa. Molto semplice, è difficile, sì, dobbiamo mettere in campo un potenziamento dei rimpatri che già oggi sono molto complicati, perché bisogna avere accordi con i paesi d'origine e costano tanto, perché per ogni rimpatriato servono almeno ad accompagnarli, diciamo, 2 agenti delle forze dell'ordine. Sì, però io credo che per ragionare sul futuro della nostra terra, dell'Europa, non si possa tollerare il fatto che sul nostro territorio abbiamo persone che non c'entrano niente con l'Europa e che non vogliono centrare niente con l'Europa, anzi vogliono imporre la loro cultura, molto spesso retrograda, come quella radicalista islamica o islamista, che, ripeto, è incompatibile con tutto quello che noi abbiamo ottenuto di libertà, di diritti, di doveri anche in Occidente. Per cui noi dobbiamo iniziare a introdurre degli anticorpi a una situazione che altrimenti rischia di essere fuori controllo, perché a tutto questo mettiamoci anche il fatto che noi purtroppo facciamo sempre meno figli, mentre queste famiglie, soprattutto, ripeto, di islamici, invece questi hanno un tasso di natalità molto più alto del nostro. Quindi nel giro di pochi anni noi ci troveremo con una situazione, non dico di parità, ma quasi, tra, diciamo, cittadini di origine italiana e cittadini di origine straniera, e quindi anche questo ci deve far pensare, e noi dobbiamo essere in grado di prendere le dovute contromisure se non vogliamo vedere la nostra società nel giro di pochissimi anni completamente cambiata in peggio. Capito? Pretendiamo un po' più di rispetto da chi abbiamo accolto a braccia aperte, a cui abbiamo dato un lavoro, una casa e il welfare completo del nostro paese e della nostra città, perché ben sapete che quando uno di questi immigrati arriva nel nostro paese si porta poi dietro i parenti e a quel punto diventa attenzionato al 100% per ogni cosa. È il più povero del paese, almeno così dice, e quindi tutto il welfare, tutte le risorse del vostro comune vanno a lui. Sul Capodanno islamico ci stanno scrivendo in tantissimi che ci danno ragione. Torniamo quindi a ripetere insieme questo termine: remigrazione. Facciamoli arrabbiare i ben pensanti di sinistra che vorrebbero farli entrare continuamente solo dentro, solo qui. Sul Capodanno islamico milanese ci scrive Giulio: il sindaco è ancora silente, mentre ha fatto specie anche questa cosa, che la sinistra ha rilanciato la presentazione di questo libro, Un'alleanza dei Maranza di tutto il mondo, evocata in un libro che sarà presentato, non hanno cambiato idea, lo presentano davvero questo venerdì al centro sociale della Salis a Monza. Qui si evoca un'alleanza dei Maranza di tutto il mondo, ci mancava alla raccolta questo, Corbetta. Assolutamente sì, tanto guarda, da monzese, da nato a Monza, chiedo scusa a tutta Italia perché questa città ha dato i natali anche alla Salis e purtroppo molto spesso siamo alla ribalta della cronaca per le idee bizzarre di questa signora e per quello che ha combinato, e tra l'altro non ha neanche voluto farsi processare direttamente in Ungheria per quello che ha fatto. Invece ha preferito l'immunità. Ma la Salis è un altro discorso. Noi abbiamo questo centro sociale che è il Boccaccio,
e si è lanciato alla presentazione di questo libro che invita all'unità dei Maranza, in una sorta di nuova rivolta di classe come era nelle intenzioni della sinistra radicale del Novecento, però stiamo parlando di cose totalmente diverse, perché questi Maranza, questo termine diciamo dialettale milanese che oggi è diventato sulla parlata di tutti, no? Ne parla a tutti, sono sostanzialmente questi ragazzi nordafricani per lo più, che non si vogliono integrare, che vivono nelle periferie ma che non hanno in mente la lotta di classe, non hanno in mente le politiche di sinistra. Questi hanno in mente molto spesso la sopraffazione, il rubare l'orologio, la catenina, l'andare dai nostri ragazzi e minacciarli con coltelli proprio per sopraffarli. Hanno in mente anche di trattare le donne, e lo vediamo dalle loro canzoni, perché voi sapete che i Maranza molto spesso vengono accompagnati anche da determinate canzoni trap e da cantanti, se così si possono definire trap, che nelle loro canzoni dicono tranquillamente qual è il loro schema e il loro manifesto politico, se mai si possa definire così, ovvero violenza, arricchirsi e sottomissione delle donne e sottomissione di fatto della nostra società al loro pensiero, molto spesso alla religione islamica. Ecco, che ci sia un centro sociale sul nostro territorio che dà spazio e voce a un libro che non so se sia scritto da un Maranza, da un non Maranza, probabilmente è scritto da qualche demente di sinistra, che parla magari in maniera un po' provocatoria di unire tutto questo mondo di Maranza, di gente che, ripeto, con i valori della civiltà europea, che affondano le proprie radici anche nel cristianesimo, ma non solo, nell'illuminismo e anche nel pensiero filosofico che abbiamo in Europa, è un qualcosa di folle, perché vuol dire mettere insieme i nuovi barbari e incitarli alla rivolta nei confronti delle popolazioni native d'Europa, che per quanto noi possiamo avere quel senso di colpa che sempre la sinistra cerca di instillare nei popoli europei, se oggi nel mondo c'è civiltà e ci sono delle regole e si è costruito qualcosa, molto spesso, anzi quasi sempre, è grazie ai popoli d'Europa. Se noi andiamo nella direzione invece della cultura dei Maranza, di queste persone che non pensano, ecco, vorrei aprire una parentesi, Temmi, noi non ce l'abbiamo con gli immigrati tout court, perché ci sono tanti immigrati che sono venuti a casa nostra, rispettano la nostra cultura, rispettano le nostre tradizioni, si assimilano anche alla nostra cultura e non vogliono imporre nulla, vogliono venire qua a lavorare, e tanti hanno fatto anche successo e danno da lavoro anche dei cittadini italiani o europei. Invece c'è questa cultura di Maranza che sta venendo avanti, che noi dobbiamo combattere, perché è il contrario della nostra cultura, è una cultura di sopraffazione, una cultura islamista, e pensare solo di mettere insieme, di portarli alla rivolta, vuol dire finire come abbiamo visto qualche anno fa a Parigi con le banlieue francesi, con le rivolte di fatto di classe o quantomeno razziali, che noi non possiamo tollerare a casa nostra, che portano solo anarchia, portano povertà e portano disordine nella nostra società. Quindi quelli del Boccaccio li conosciamo bene, come hai detto te, la Talis è cresciuta in questo centro sociale, però ecco, noi dobbiamo essere sentinelle sul nostro territorio proprio per denunciare qualsiasi fatto di questo tipo e per far capire ai nostri giovani, anche a quelli immigrati, anche a quelli di fede islamica, che il futuro non è l'essere Maranza, non è quello che vediamo anche tutti i giorni in televisione o sui social, di questi, ripeto, ragazzotti che rubano, fanno, violentano e predicano violenza e spesso anche islamismo, ma il futuro è, per un ragazzo, è darsi da fare, costruire qualcosa, uscire anche dalla merda in cui ti trovi se sei nato nelle periferie, ma con un lavoro onesto, con la volontà di avere delle idee, dei principi civili, e di costruire, ripeto, un qualcosa rabboccandoci le maniche e provando, come tanti hanno fatto, provando a migliorare la propria esistenza. Non si migliora la propria esistenza rubando la catenella, il cellulare o facendo violenza, ma si migliora con il lavoro, con la volontà, con lo studio
e tante persone ce l'hanno fatta, anche immigrate, e non sono certo il modello che noi dobbiamo seguire. E chiudo, fa specie che la sinistra, l'estrema sinistra in questo caso, che probabilmente a corto di giovani, perché nessuno ormai ci crede più a quelle cose lì, non gli resti altro che chiamare a raccolta i Maranza, ma a cui della sinistra il Maranza non gliene frega, non gliene può fregare di meno. Questi gli interessa ben altro, gli interessa fare i fighi, rubare, sopraffare le donne, anche conquistare le nostre donne. Quindi è una cultura che noi dobbiamo fermare assolutamente. Minimo. E si ferma anche con la remigrazione, perché se tu cresci così e non cambi, vuol dire che non ti vuoi, della nostra cultura non ti interessa, della nostra società non ti interessa, e quindi trovare le modalità, se delinqui, di toglierti la cittadinanza se l'hai avuta in precedenza e di rispedirti anche a casa tua, perché se poi sei in Italia ma continui a voler imporre il volere del tuo paese, della tua cultura di origine, continui a inneggiare al tuo paese di origine, c'è una grande libertà in Italia, che è anche quella di tornartene nel tuo paese d'origine, così come sei venuto qua. Per cui non dobbiamo più far passare questi messaggi, perché ne va del futuro del nostro paese, delle nostre generazioni e di tutto il continente europeo. Quindi la Lega battaglierà e continuerà a battagliare in tal senso. Proprio ieri, visto che si parla di Lombardia, abbiamo presentato in Consiglio regionale una mozione urgente per censurare i fatti di Capodanno, per condannare queste pratiche di cui non ricordo neanche il nome, non vorrei neanche continuare a ripeterlo, no? Questo nome arabo Taarrush Gamea, quello lì che è di fatto le molestie di gruppo nei confronti delle ragazze. Condanniamo i fatti di Busto Arsizio, in cui sempre gruppi di giovani stranieri hanno dato assalto a delle volanti della polizia. Condanniamo le violenze di piazza che ci sono state in diverse città italiane, Milano, Torino, Bologna, Roma, nei giorni scorsi. E poi chiediamo al governo di andare avanti, ma di continuare con più forza per fermare l'immigrazione clandestina, per rimpatriare i clandestini, per rimpatriare gli stranieri che si macchiano di reati, e togliere la cittadinanza, quindi rivedere la legge sulla cittadinanza per quegli immigrati, appunto, per quegli italiani di origine straniera che si macchiano di determinati reati. Purtroppo qualcuno nel governo ha parlato di ius scholae nei mesi scorsi, bisogna entrare nell'ottica che serve invece una stretta sul tema delle cittadinanze. E l'Italia, ripeto, è anche il paese che più di tutti in Europa concede nuove cittadinanze. Non per forza è un bene questo, perché probabilmente qualche cittadinanza regalata a qualcuno che non se la meritava in questi anni l'abbiamo data, quindi dobbiamo avere anche la forza di revocarla. Assolutamente sì. Da oggi, signori e ragazzi all'ascolto di Radio Libertà, se volete davvero distinguervi, cominciate a pronunciare il termine remigrazione davanti invece a chi vuole dare la cittadinanza più facile, o giustamente a chi difende i Maranza, il loro Taarrush Gamea, perché poverini non li abbiamo aiutati abbastanza. I Maranza li ha già riuniti, scrive qualcuno a proposito della presentazione del libro di venerdì, il Maranza li ha già riuniti a Capodanno Sala in Piazza Duomo. È chiaro, non facendo il concerto di Capodanno, il concerto l'hanno fatto loro. Ma qui ci fermiamo, non possiamo che ringraziare il capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta. Alessandro, più che volentieri siamo qua quando ci sono segnalazioni, notizie, conta pure su di noi. Grazie Sammy, un saluto a tutti, e remigrazione, la parola da segnarsi per questo 2025 per cui battagliare. Remigrazione, grazie Alessandro Corbetta, grazie a tutti voi signori. Facciamo un break per qualche minuto, ma ritorniamo tra pochissimo con il terzo tempo in È tutto magna magna. Avete ascoltato Potere al Popolo.